Assessore Zagner, una nuova iniziativa Cammina Boschi FVG, sia in digitale che in cartaceo, celebra i 50 anni del Corpo Forestale. Certo, questa è una ricorrenza che, come si suol dire, cade nel momento giusto, perché abbiamo fatto anche la scelta di celebrare questi 50 anni, ma attraverso qualcosa che sia fruibile e che sia interessante per la nostra collettività regionale, ma perché no, in senso più lato, per l'intera collettività. L'idea di valorizzare quelle che sono le nostre aree rurali, aree forestali, dei percorsi naturalistici, ma anche in contesti dove l'azione umana si vede e si vede qual è l'effetto che l'azione umana del passato ha generato sulla conformazione di questi territori. È il modo anche per rendere onore a un territorio che oggi è così perché c'è una storia che lo ha generato. Io sono convinto che è un lavoro estremamente interessante, coinvolgente, che appassionerà sia le persone che normalmente sono già sensibili a questo tipo di attività all'aria aperta, ma anche quelle che, leggendo le nostre pubblicazioni o accedendo alla web app, avranno uno stimolo in più per avere un contatto con il territorio della nostra regione. Quindi si abbina la valorizzazione della regione e delle proprie risorse con una proposta, perché no, anche di tipo turistico, perché comunque può essere un interesse aggiuntivo rispetto a tutto quello che già c'è all'interno della nostra regione, e si fa sistema mettendo sia la parte cartacea sia la parte digitale a disposizione di chiunque abbia interesse ad averne copia oppure di chiunque voglia accederne. Questo credo sia il massimo che noi possiamo fare oggi, dicendo anche che siamo sempre disponibili, interessati a qualsiasi forma di collaborazione con chi nel nostro ambiente normalmente opera per sviluppare al meglio quello che il nostro territorio naturalmente offre.